Benvenuti cari amici dell'arte alla personale Giuseppe Marcotti, Codici Visivi a Mantova, Casa del Mantegna, fino al 13 febbraio 2022. Benvenuto Giuseppe, innanzitutto. Grazie, benvenuto, ben rivisto. Perfetto, dopo una settimana di allestimento e di combattimenti all'insegna dell'arte però. All'insegna dell'arte anche perché il condizionamento delle cose e poi un passaggio continuo fino alla chiusura di questo percorso e poi dall'inizio alla fine e poi ricongiungersi in un punto solo. Chiaramente questo è un aspetto che poi i nostri visitatori scopriranno e vi invitiamo calorosamente a venire a visitare questa mostra. Calorosamente, fantastico. Dimmi Giuseppe, fammi qualche domanda. Tu esprimi concettualità in ogni tua opera, ogni tuo percorso sia di lavoro sia di esposizione concentra infinite concettualità. La concettualità penso che non venga per caso, sì, va bene, però è frutto di lavorazione poi di parecchi anni, da ragazzo, 16-17 anni, frequentavo le prime biennali degli anni 70 e lì è stata un po' la mia formazione perché incontravo già loro artisti, non personalmente, ma con le loro opere di impatto molto forte, in cui probabilmente la suggestione mi assorbiva, mi prendeva e poi facendo tesoro, facendo mio, poi andando poi a ricercare le correnti che mi interessavano, che poi non interessavano, meno parola sbagliata, che ha percorso dall'impressionismo in poi. E quindi quanto hanno dato queste correnti, questi artisti nel loro modo di esporre la loro arte e io poi di conseguenza ho cercato di portarlo via, farlo mio e poi metterci mio, cercare se è possibile, non sarà possibile, qualcosa di mio, aggiungere a qualcosa a tutto questo. Speriamo di aver fatto qualcosa come inizio-fine di questa mostra e di esserci forse riuscito, non lo so, pensaremo a vedere. Diamo un'anticipazione ai visitatori futuri. Sulle tue opere c'è un concetto espresso, molto spesso tu ne vai ad aggiungere altri attraverso delle applicazioni che rappresentano l'universo, il mondo interiore, vanno a riferirsi alla tua composizione stessa dell'opera. Sì, le applicazioni ho abbandonato quello che è materialmente il colore inteso, il tubetto di colore, l'olio, acrilico, tutto quello che è colore, per ritrovare poi il colore della nostra epoca, nella contemporaneità. È un pensiero mio, non è quello da ascoltare, perché il colore ha fatto la sua epoca, posso dire, insomma, quando è nato il monocolore nelle caverne dei nostri super antenati, fino a poi le varie espressioni in tutti i secoli e i millenni che sono passati. Non è che sia un'epoca senza colore, forse il colore più che dal tubetto lo trovi sulla strada, attaccato al muro, lo trovi un po' dappertutto e questo colore te lo fai tu, non tanto per l'oggetto, a volte anche per il colore, perché il colore sì, è importante ugualmente, però ritrovato in quest'epoca così. Non mi dilungare perché perdo il filo, per il scuole e dopo magari è un concetto, quindi tutti i concetti hanno una via ma non possono essere esplicati al 100%. Grazie Giuseppe per questa tua simpatia, per questo tuo modo di essere artista. Diamo il benvenuto ai futuri visitatori. Grazie a tutti. Vi ringrazio e buona visione. A presto. Che sia un film questo. Salve. Ciao.
Giuseppe Marcotti, Codici visivi, è un'esposizione interdisciplinare divisa tra dipinti, sculture e installazioni. Lui, in ogni singolo lavoro, esprime concettualità. Ogni opera è un universo a sé stante, dai quadri informali, dalle composizioni, dai collage, dai rimandi della pubblicità, quindi qualche marchio importante, qualche traccia della velocità, dell'automobilismo, fino a delle installazioni tecnologiche, all'interno delle quali lui assembla, crea, smonta dagli oggetti reali o comunque recupera oggetti già utilizzati per poi unirli in un mondo al quale ogni singolo visitatore si porta e cercherà di trovare quale via all'interno del suo labirinto compositivo possa essere la più vicina alla sua creazione.